Signori, buon pomeriggio a tutti, rieccoci qui con The Last of Us parte 1 Remastered. Allora, eravamo rimasti, dovevamo portare il pacco, il carico, che sarebbe altro che questa ragazzina, Ellie, fuori città. Allora, andiamo avanti. Ho sentito la sparatoria, ma cos'è successo? Le luci. Se non ci togliamo dalla strada, succederà anche a noi. L'esperto sei tu, io Allora, dove? Mi sa che dobbiamo andare là. Sì, Di dobbiamo qua? andare per di qui, esatto. Lo dico e me lo hanno anche confermato. Muoviti. E corriamo, poi se no. Qua. Attenzione, nascondere o aiutare i criminali ricercati un reato punibile con la morte. Registrate immediatamente. Allora, dove stiamo sì. andando? Lassù. Così arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salirci? Dammi un minuto. Con questo qui. Ce la fai? Questo tunnel lo usi per il contrabbando? Sì, Merce illegale? a volte. Ma hai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta. Allora, cos'è Marlene per te? Non so, è un'amica, credo. Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma e si è presa cura di me. E ho 14 anni, non che c'entri qualcosa. E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. Eccoci qui. Beh, devo dire che non dimostra 14 anni, ma ne dimostra meno, eh. Che stai facendo? Ma ammazzo il tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Il tuo orologio è rotto. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori. È tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo.
Molto bene, molto bene, molto bene. Vediamo se c'è qualcosa qui che non ho visto. È tipo questo. Qui. Allora, possiamo creare il coltello, però ne abbiamo già due, quindi anche no. Non è strano che ci usino per il loro contrabbando. Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno. 7 e 20. Intanto accendiamo questo. No, ho sbagliato. Chi ci aspetta nel luogo di consegna? Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Deve essere importante. Chi sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così? Una cosa così. E quanto durerà tutto? Se tutto va bene, riusciremo a consegnarti entro poche ore. Ellie, una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Sì, certo. Una mappa dei percorsi delle pattuglie nella zona. Un secondo. Non posso aumentare. Va bene. Sali e vedi se il campo è libero. Agli ordini. Un attimo, c'è una pattuglia là davanti. Bene. A posto, dai, su. Dai, piccola. Attenta ai piedi. Questa pioggia non va bene. Porca puttana. Sono fuori finalmente. C'è qualcosa qui, ma non credo, infatti. C'è qualcosa qui che non ho visto magari. No. Andiamo avanti. Allora, via via via. Dai Joy, corri. Qui non c'è niente, allora super di qua. Su di qua. Non fate cazzate. Forza. Giratevi, in ginocchio. Scansionali, siamo alla base. Bene. Le mani sulla testa. Qui è Ramirez, settore 12. Richiedo prelievo per 3 vagabondi. Ricevuto. Chiudi un occhio. Possiamo pagarti bene. Sta zitto. Sono stanco di questa merda. Mhm. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Cazzo! Pensavo ne avremmo solo
legati o roba così. Oh, merda. Guarda. Gesù Cristo. Dici che Marlene ci ha fregati? Perché cazzo stiamo scortando una ragazzina infetta? Non sono infetta. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Non mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzate. A 3 settimane. Lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarvi? Non ci riesco. Tess, via. Via! Vai! Vai, sbrigati! Ah, abbiamo una ragazzina infetta. Ho 2 soldati morti. Dietro di me. Presto. D'accordo, Ellie. Al mio segnale, corriamo. Ora, corri. Stai lontana dalla luce. Ma dai, c'è qualcosa? No. Ellie, dobbiamo fare un'altra corsa. Sei pronta? Sì, certo. Maledizioni sono ovunque. Soldati, là. Li vedo, li vedo. Devono essere passati. Controllate i canali. Rimanete indietro. Rimanete giù. Forza, ragazza. Segui Joel. Devo andare dentro l'aio, in quel tunnel là. Credo. Vedi niente? Via libera. Come vanno davanti? Mi hanno visto. Proseguiamo. Li sento là davanti. Allora, era in agguato. Posso fare solo una cosa. Provo ad andare. Amico giù! Ma ho sparato 2 colpi. Tre colpi. Scusa un attimo, ma non morite mai? Sono sbagliato la mira. Oh, un colpo. Aspetta che mi curo, vai a che non si sa mai,
Siamo rimasti con un colpo pistola. Qui c'è Qui c'è un qualcosa. passaggio. Vediamo se c'è qualcosa da prendere. Ah, vedi qua. Visto? No. Del nastro. Che forse potevamo fare una semplice cosa, era risolto il problema. Risparmiamo un mucchio di colpi. Dai, Ellie. Allora, bene. Merda, un'altra pattuglia. Giù. Allora, piano. Vieni, piano. Joy. Arrivo. Sono davvero tanti qua fuori. E come facciamo a superarli? Si sono ancora accorti di noi. Facciamo il giro. Com'è? Oh, merda. Ci stanno addosso. Aggira il bastardo! Sì, c'ha, no, no. Così non va bene. Potremmo anche evitare il combattimento, ma bisogna essere super mega iper veloci. Proviamo. E qua si apre intanto. E non c'è niente, vabbè. Oh, merda. Ci stanno addosso. Prova a distrarli. Ok. Diamo un'occhiata. Ah, mamma mia. Ehi, gira attorno. Ah, ho fatto da bestie. Ai. Mi lasci giù qualcosa? Niente. Ehi, circondiamolo. Uno e là, due anche. Però se io corro, mi succede che mi beccano lo stesso. Ma non ci la faccio. Non ce la faccio, c'è troppo messo male. Vabbè, rifacciamo. Allora, fino a qui ci siamo. Il problema viene più avanti. Ah, ho una bottiglia. Oh, merda. Ci stanno addosso. Prova a distrarli. Vedo altre luci. Che cazzo era? Sì, l'ho sentito anch'io. Occhi aperti. Se ti sposti magari.
Dove... Ah, ho fatto... Sì, mi hanno ammazzato un'altra volta. Ah, non devo correre direttamente verso il nemico, va bene. Ehi, ho sentito un rumore. Controlliamo. Sì, ma se n'è rimbambita, Se ti sei messo davanti alle luci, ti credo. Ma... Ah. Le vie incontro. Faccio prima far così. Ehi, ho sentito qualcosa. Occhi aperti! Cosa facciamo? Ci stanno addosso. Prova a distrarli. Ehi, che è stato? Sì, l'ho sentito anch'io, occhi aperti. Ehi, guarda. Grazie. Dove diavolo è lo stronzo? Io guardo qua attorno. Controllate di là. Oh, Circondiamolo! dove cavolo sei che non ti vedo? Ma... Oh... Vabbè, sì, ma se si è girato l'ultimo, cosa devo farci io? Comunque, beh o male, abbiamo capito come fare. Ehi, hai sentito qualcosa? Occhi aperti! Cos'è stato? No, 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 no. Prova a distrarli. Ok. Vado di qua, guarda laggiù.
Non mi avevi lasciato giù munizioni prima. Allora proviamo. No, qua non mi ha lasciato giù. No, ce n'è ancora in giro un altro. Allora, ah, non ho neanche un medio né niente. Ma io dove devo andare? Avevo un colpo e si è spostato. Non è che siamo messi proprio benissimo, eh. Anzi, siamo messi piuttosto da bestie proprio. Va bene, andiamo avanti con calma. Ehi, Grazie mille. sì, sembra giusto. Stai vicino. Grazie mille. Almeno non piove più. E abbiamo un pelo di vita anche in Situazione? più. Potremmo passare di qui. Merda, merda, altri soldati. Bersaglio ancora libero. Interrompete l'inseguimento e tornate al settore 11. Non credo che ci vedano. Rimanete nell'ombra. Guardiamo sempre in giro che non ci sia qualcosa da rancurare. Esatto, tipo qua. Cosa c'è? 2 munizioni, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. No, ci sono ancora. Approfittane per riprendere fiato. Joel, vedi se c'è niente di utile. Agli ordini, boss. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Allora possiamo anche andare avanti, se non ce ne basta nient'altro. Di qua non si va, allora si va su per di qui. Tess, saliamo attraverso il condotto. Passiamo di qui. Stai molto vicino. Wow, wow, aspettatevi. Ucciso. Dai. Bene, sono andati.
Qual era il piano? Se anche riuscissimo a consegnarti alle luci, che accadrebbe? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando una cura. Sì, mai sentita, Tess? E che quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Oh, Cristo. È quello che ha detto. Ah, certo, non ho alcun dubbio. Ehi, vaffanculo, non l'ho chiesto io. Neanch'io. Tess, che cazzo ci facciamo qui? E se fosse vero? Non ci credo. Se fosse così, Joel, siamo arrivati fin qui, andiamo fino in fondo. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori? Ho capito. Da questa parte. Passando dal centro arriveremo al palazzo del governo per l'alba. Speriamo. Allora signori, io mi fermo qui, salva partita. Beh, facciamo facciamo nuovi dati. Bene, perfetto. Allora signori, io vi ringrazio per la visualizzazione, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere nei vari social, in modo da far crescere a me, serie e canale. A presto, alla prossima, un grazie ancora per la visualizzazione da Joker Gaming.